Ricevuto oggi al Quirinale dal Capo dello Stato il cantautore napoletano Pino De Maio, che con il progetto La Villanella porta avanti un programma di rieducazione attraverso la musica nel carcere minorile di Nisida. Al Sannazaro un galà ha premiato l'impegno di De Maio. Vediamo. È un convinto sostenitore della forza della musica come terapia per il recupero dei giovani che frequentano scuole di frontiera o che il mondo lo guardano dalle sbarre dei carceri minorili. Un impegno, quello di Pino De Maio, interprete della canzone napoletana, premiato dal Presidente della Repubblica con una medaglia conferita al Teatro Sannazaro. La serata, a conclusione del progetto Maria Luna, dal nome di uno dei brani dell'ultimo CD di De Maio, Grigia e Napole. È un progetto ovviamente che cerca di appassionare quei ragazzi che vivono un'esistenza particolarmente difficile e io credo che la musica sia uno degli strumenti più giusti e più adatti per un percorso educativo. Da Maria Luna sono nati uno spettacolo teatrale e un CD, entrambi realizzati con i ragazzi del carcere di Nisida. Ambizioso l'obiettivo che De Maio si pone, quello di formare i ragazzi perché, scontata la pena, abbiano una chance per il loro futuro lavorativo. Premiati nella serata al Sannazaro i poeti in erba selezionati in tutte le scuole della regione nell'ambito del progetto a cui hanno aderito la Presidenza della Repubblica, l'Unicef, il Ministero della Pubblica Istruzione e quello di Grazia e Giustizia. Il ministro